Una donna di 43 anni è morta dopo essere stata investita da un bus. È avvenuto in Viale Venezia a Cassola, dove Mara Girardi, questo è il nome della vittima dell'incidente stradale, stava attraversando sulle strisce pedonali a poca distanza dalla sua abitazione. Lo schianto si è verificato alle 9 all'altezza del civico 30 sotto gli occhi di molti negozianti e passanti, ma la dinamica esatta del sinistro, come pure eventuali responsabilità, sono tuttora al vaglio. Di certo c'è solo che la 43enne ha urtato in modo devastante con il capo il parabrezza della corriera, venendo poi proiettata a parecchi metri di distanza. Fin da subito le sue condizioni sono apparse gravissime a causa dei traumi e delle ferite riportate dall'impatto con il bus. È stata trasportata in ospedale dove è spirata poco dopo il ricovero. Sul posto i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Bassano, che hanno effettuato i rilievi di rito e gestito la difficile situazione viaria nella zona interessata dallo scontro. Il conducente della corriera è svenuto per lo shock ed è stato preso in carico dai sanitari del SUEM arrivati in Viale Venezia. L'autobus è stato posto sotto sequestro e con ogni probabilità il corpo di Girardi verrà sottoposto a un esame autoptico per le verifiche del caso. La notizia dell'incidente e del decesso di Mara Girardi si è subito diffusa nel Bassanese, dove la donna era molto conosciuta, destando grande dolore e cordoglio.